Il suono della campanella dopo quasi 6 mesi. Anche a Vicenza ha preso ufficialmente il via il nuovo anno scolastico, un giorno che ha messo direttamente alla prova le disposizioni anti-Covid stabilite dal Ministero, distanziamenti, percorsi differenziati, l'uso della mascherina chirurgica distribuita oggi quasi a tutti fino al raggiungimento del proprio banco. 110.000 gli studenti del Vicentino interessati, dalle scuole per l'infanzia alle superiori. In città, a portare loro un saluto ufficiale, il sindaco Francesco Rucco e l'assessore competente Cristina Tolio. Ho visitato 2 scuole medie e 2 scuole primarie, ho raccontato loro che siamo in un momento di ripartenza, è importante crederci, stare sereni, nel rispettare le regole. Questo ci permetterà di vivere l'esperienza in assoluta tranquillità, dando la possibilità ai ragazzi di rientrare al fianco dei loro compagni e dei loro insegnanti, e già questa è una vittoria importante. La ripartenza della scuola era un evento atteso come segnale effettivo di ripresa per tutta la comunità. L'imperativo a farlo in sicurezza era una necessità a difesa dei ragazzi. A loro direttamente oggi si è rivolto anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Io so che voi siete stati eccezionali, l'ho detto in molte occasioni, i ragazzi, i giovani sono stati coloro che hanno rispettato di più le regole, che hanno saputo stare in casa. I rapporti magari con i vostri insegnanti, con il personale scolastico sarà un po' più differente rispetto a prima. Però, come dico sempre, dopo la pioggia viene il sereno. Quindi guardate questo primo giorno di scuola come l'inizio di un nuovo percorso, il virus se ne andrà, e però c'è bisogno dell'aiuto di tutti e in particolar modo del vostro aiuto. Rispettate le regole e soprattutto, perché siete bravi, fatele rispettare anche agli altri. Buon inizio di scuola.